Amici di Sportisili, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Un saluto dal vostro caro Marco Genduso, che oggi è qui per raccontarvi la sfida tra Palermo Calcio Popolare e TF, una sfida valevole per il campionato di allievi regionali Under 16. Vediamo infatti le due squadre praticamente dentro il campo, o meglio, il Palermo Calcio Popolare è sicuramente dentro il campo, le vedete lì con quelle meravigliose magliettine verdi, mentre invece un po' più distanti, più indietro, si notano i ragazzi della TF con maglia fucsia. Il più avanti di tutti dovrebbe essere Pizzo, il portiere, sì. In realtà anche Mercurio, che è il capitano, vediamo un po' più avanti rispetto agli altri. Ricordiamo 2 tempi da 40 minuti in questo match, ci terranno compagnia questa bella mattina del 15 febbraio 2026, post San Valentino chiaramente. Sta arrivando anche il direttore di gara che forse stava sistemando le ultime questioni burocratiche, credo, e già sono effettivamente, siamo un po' oltre le 11, quindi insomma siamo un pochettino oltre effettivamente, 11.02, siamo già in ritardo di 2 minuti per questo match che vedrà scendere in campo il Palermo Calcio Popolare e TF. Ma noi partiamo sempre con le statistiche, perché noi diciamo sempre che sempre da quelle si possono avere delle informazioni tanto importanti. Adesso ve le leggiamo, perché il Palermo Calcio Popolare al momento ha 8 punti in campionato, nono posto, 14 gol fatti, 31 gol subiti. Però c'è una discriminante secondo me in questo match. La TF ne ha 21 di punti, quinto posto, 33 gol fatti, 10 gol subiti. TF sicuramente in tutti questi anni è meglio del Palermo Calcio Popolare, però c'è una discriminante secondo me molto molto importante, ovvero il campo, perché il Palermo Calcio Popolare conosce bene questo campo, ci si allena sempre. La TF invece è abituata al manto sicuramente più pulito del velodromo, e potrebbe magari non essere abituata forse anche alla terra che in questo campo si alza quando si gioca, o comunque la pioggia, che chiaramente in questi giorni sapete tutti, penso che ci state seguendo tutti da Palermo, mi auguro anche qualcosina di più perché è tifoso probabilmente, però insomma a Palermo ha piovuto tanto negli ultimi giorni, di conseguenza ipotizzare che il campo sia veramente tanto complicato è qualcosa di irreale. Infatti si vede qualche pozzanghera, vediamo se i portieri Pizzo e Gudda riusciranno effettivamente ad adattarsi ai rimbalzi, ma non soltanto loro, perché alcune zone sono un po' complicate. Ne vediamo una a sinistra, al momento non ve la inquadriamo, ma ve la faremo vedere successivamente con il campo, con la partita chiaramente, però è veramente complicato lì, perché la palla la si ferma. Anzi, noi vi raccontiamo, vogliamo farvela anche vedere effettivamente. E lì su quella fascia sinistra è un po' complicato attaccare, insomma. Credo che sarà un po' tutta la partita così, sicuramente ci aspettiamo attacchi più dall'altra parte, questo sicuramente. Nel frattempo c'è ancora qualcosa da aspettare. Noi a questo punto un po' ne approfittiamo anche per... Tanto il meta ha spostato la telecamera, guardando l'erba chiaramente, meglio inquadrare il campo. E dicevamo, ne approfittiamo anche per leggere le formazioni, perché a questo punto un po' più solitamente le leggiamo quando si gioca, comunque poi non le spoileriamo, diamo direttamente i nomi dei ragazzi durante la partita quando toccano il pallone, ma a questo punto insomma abbiamo un po' più di tempo, ne approfittiamo per leggerle, ecco. Allora, partiamo subito dai padroni di casa, dunque Palermo Calcio Popolare schiera con in porta Gudda, poi con la numero 2 Bonafede, con la 3 Presti Giacomo, con la 4 Armanno, con la 5 con la 6 Marino e Liguri, con la 7 Duro, con la 8 Delisi, con la 9 Di Salvo, con la 10 Miceli e con la 11 Micre.
Dall'altra parte invece vediamo un TF con in porta Giuseppe Pizzo, uno dei portieri sicuramente più interessanti di questa categoria. L'abbiamo commentato diverse volte, ma ha sempre fatto tanto bene, e anche per merito suo che la TF è tra le migliori difese di questo campionato, con la 2 Sudera, con la 3 Aiello, con la 4 Lo Cicero, con la 5 Vitellaro, con la 6 Gutta Dauro, con la 7 Spina, con la 8 Mercurio, con la 9 Fauci, con la 10 Bosco e con la 11 Rimini. Insomma, stiamo aspettando il fischio iniziale da parte di direttore di gara, ma stanno entrando finalmente i ragazzi in campo con un pizzico di ritardo, vi dicevamo, perché sono le 11:05, 5 minuti di ritardo, ma come diciamo sempre quando ci sono forse dei ritardi, delle interruzioni, insomma l'attesa vale la pena per guardare queste partite e sicuramente non sarà da meno anche questa mattina. Nel frattempo spunta il sole, questa è una gran bella notizia sicuramente per coloro che sono interessanti alle condizioni meteorologiche palermitane. C'è sempre tanto vento, c'è sicuramente anche freddo, però insomma quantomeno sta spuntando. Nel frattempo il direttore di gara è con tutti i ragazzi in campo, alcuni addirittura sono già ben sporchi di terra, chiaramente nel riscaldamento i ragazzi si sono dati da fare, hanno dato sicuramente il massimo, come è giusto che sia. Prima di cominciare la partita, ad esempio Buddha, essendo portiere chiaramente, ma anche Pizzo, sono già ben entrati a contatto con il campo. Nel frattempo, stretta di mano tra tutti i giocatori, poi finalmente il campo inizierà a parlare, il campo darà il verdetto finale di questo match. Ricordiamo, l'avevamo detto anche prima, 2 tempi da 40 minuti ci terranno incollati qui su questi schermi. Si va dalle panchine rispettive, avversari chiaramente, per il batticinque classico. Vediamo chi batterà per primo, se il Palermo Calcio Popolare o l'ATF. Credo che lo scopriremo a momenti. Tanto l'ATF va da sinistra verso destra, Palermo Calcio Popolare da destra verso sinistra. Nel frattempo circle time per tutta la squadra del Palermo Calcio Popolare. TF invece soltanto titolari, con la panchina ben posizionata. TF che ha una panchina anche un po' più ampia rispetto agli avversari, ben 2 calciatori in più. Per il Palermo Calcio Popolare invece 5 giocatori. E poi con la voce di Pizzo che si va a posizionare subito in porta, circle time e poi in porta. E poi sembrano veramente tanto carichi questi ragazzi. Ricordiamo che oggi il valore per il campionato allievi regionali under 16, quinto posto TF, nono posto Palermo Calcio Popolare. Non fatevi ingannare però da questi dati, li diciamo sempre, li leggiamo perché è giusto leggerli, però poi il campo a dire e a dare soprattutto il verdetto finale. Nel frattempo si comincia con il Palermo Calcio Popolare sul punto di battuta. Sia Gudda che Pizzo sono pronti, hanno dato il cenno al direttore di gara. Intanto vediamo Fauci già praticamente pronto per partire e inizia anche il match. Inizia la tra Palermo Calcio Popolare e TF. Lancio immediatamente verso Micre che cerca di agganciare, lo fa anche con qualità, poi Di Salvo danza un po' sul pallone, scambia con Liguri, poi va giù e subito poi un calcio abbastanza netto su Rimini con Miceli che aveva perso il pallone, aveva anche un po' scalciato l'avversario in maniera irregolare, calcio di punizione. Dunque dopo appena 30 secondi si è subito fermato il gioco. Aiello, il lancio lungo dalle parti di Bosco che si gira, cambia tutto da quella parte, c'è la sovrapposizione da parte di Sudera, ma la palla comunque viene presa da Spina che cerca anche la conclusione da fuori, facilissima però per Gudda. Chiaramente questo campo, lo dicevamo anche prima, può fare tanto la differenza perché i tiri da fuori possono essere determinanti, i rimbalzi sono strani, di conseguenza bisogna approfittarne. Ed effettivamente Spina ha fatto proprio questo, ovvero calciare da una posizione tanto complicata per tentare anche un po' la fortuna. Si lotta a centrocampo, il pallone si era un po' fermato e poi Liguri ha avuto la meglio perché subisce pure il fallo e dunque calcio di punizione per il Palermo Calcio Popolare. Adesso ci immaginiamo una sventagliata abbastanza lunga.
lunga. Salgono tutti, sale anche Bonafede, il capitano con la maglia numero 2. Marino va a lungo, forse le torri, la sporca un po' Miceli, poi tocco a cercare la velocità da parte di Duro. Dopo l'assist tentato da parte di Marino, ha cercato questo pallone lungo sulla posizione invece precedentemente battuta da Presti Giacomo, che sarà uno dei 2 centrali oggi del Palermo Calcio Popolare. Sta parlando infatti con i suoi compagni per le posizioni, in particolare con Armanno, perché sono loro 2 i centrali. Palla in verticale, intanto Presti Giacomo scatta prima e poi non rinvia sicuramente in maniera corretta, mette un po' in difficoltà Bonafede, che però è bravissimo a uscirne vincente. Poi Micre con un piccolo rimpallo, Bonafede regala il pallone a Mercurio che l'aggancia, Mercurio scambia col compagno, Fauci la può controllare poi con l'esterno verso Spina. Purtroppo non si vede molto bene la parte di campo a destra, noi chiaramente vi chiediamo scusa, purtroppo non possiamo farci veramente nulla. In questo caso non possiamo nemmeno tanto spostarci per venire meglio, perché la palla purtroppo è presente lì e dunque qualsiasi posizione ci si metta purtroppo verrà sempre quella palla. Quindi noi cerchiamo di raccontarvi un po' con la voce quelle zone che magari di campo forse non si vedono, fortunatamente è l'unica. Intanto Spina, palla in verticale, Bosco la controlla, palla subito verso Fauci che scatta in velocità. Gudda è molto bravo perché capisce tutto in anticipo, esce prima e ruba il tempo. Ma anche lungo, la controlla come può Delisi, poi Liguri in testa, Miceli lotta a Bosco, scontro tra numeri 10, vanno giù in 2 con Rimini che va ancora a terra, scontro con Miceli che dice ho fatto fallo io. Per il direttore di gara la risposta è sì, e poi la TF batte velocemente con questa palla verticale su Fauci, effettivamente molto intelligente, però l'arbitro ha detto devo fischiare io. Nel frattempo inizia ad aumentare tanto il vento in questa mattinata. Sarà quindi calcio di punizione, battuta lunga, di testa allontana come può Delisi, poi cerca di avanzare ma non ne riesce, palla sporcata, Vitellaro, Rimini col mancino immediatamente, poi cerca la velocità di Bosco che scivola pure un pizzico e Rimini poi mette una pezza, se la va a riprendere questa palla, però si ferma, non la prende Bosco, allontana Marino come può. Duro, la palla qui con l'esterno a cercare la velocità di Duro, quindi in particolar modo, chiedo scusa, era Miceli prima, non Duro, ho detto male. Però bella palla questa comunque, da parte di Miceli che con l'esterno aveva trovato il modo di servire effettivamente il compagno. Palla un po' troppo profonda, però insomma l'azione rimane secondo me più che positiva. Pizzo, testa Liguri, poi Duro lotta con Aiello che mette una pezza gigantesca, Miceli la tocca ancora, la sporca, poi col sinistro cerca Di Salvo, palla che finisce sui piedi di Micre che vuole la velocità, si ferma, poi bravo invece qui la chiusura difensiva, Bonafede la controlla, poi l'allunga questo campo, Aiello riesce a controllarlo un po', poi palla verticale su Duro che potrebbe calciare, Pizzo invece ringrazia e blocca senza troppe problematiche, e poi va anche lui lungo, un po' come Gudda. Bosco, aggancio non perfetto, Liguri, momento un Palermo Calcio Popolare comunque abbastanza arrembante, sta cercando di giocarsela a viso aperto contro una squadra che è messa meglio in campo, ha messo meglio in classifica chiaramente, ricordiamo 8 punti Palermo Calcio Popolare, 21 la TF, insomma c'è un po' di differenza effettivamente, però oggi almeno in questi primi 5 di gioco non si sta notando. Fauci per la velocità tentata di Sutera, viene fermato, Micre molto bravo nel gioco difensivo, allontana invece lo Cicero un po' come viene, e poi Gudda, palla direttamente su Vitellaro che la scorta su Pizzo che va a lungo, lo Cicero si chiede un tocco con il braccio ma non c'è nulla per lui, Sutera può avanzare, lo fa, si prende questi metri davanti, poi Spina, lo Cicero di prima anche lui molto bravo
per lo Cicero, poi Bosco la controlla, c'è quella palla verticale su Fauci che può arrivarci, Gudda, poi ancora Fauci calcia, ma bravissimo il portiere qui a uscire in anticipo, e poi Bonafede vuole una giocata, gli riesce pure, poi il rimpallo, rimessa laterale. Quando siamo al minuto 6 di gioco, nel frattempo c'è stata anche la prima occasione da gol, ovvero quella palla bellissima di Bosco per Fauci. È stato chiuso però da Gudda, Spina, Micre lotta ancora, cerca di prendere questo pallone e non ci riesce. Vitellaro, tra i due centrali, tra lui e Guttadauro, sicuramente è lui quello che sale un po' di più. Miceli casca giù, nel frattempo Bosco nel duello con l'altro numero 10, poi la palla si è completamente fermata sulle fasce, Aiello ne ha avuto la meglio, e poi scontro ancora con Neturo che sicuramente si è sporcato i pantaloncini un po'. Non so immaginare quando tornerà a casa, insomma. Sicuramente qualche lamentela ci sarà, il campo è questo, non si può fare nulla. Marino intanto duro ancora, va sempre giù. Lo Cicero, palla bellissima per Spina che può attaccare la porta, Spina la controlla, Spina calcia, la palla si è pure fermata, e poi Gudda, bravissimo qui a buttarsi senza paura, e poi partecipa anche con Bosco. È stato molto bravo qui Gudda, perché la palla si è fermata, era una palla chiaramente destinata fuori, ma lui forse l'ha capito e ha detto io la seguo fino all'ultimo, ed effettivamente ha fatto bene, perché poi si è gettato di corpo su quella palla e l'ha chiusa, perché là stava arrivando un facile tap-in. Sutera, Spina ancora, ha avuto l'occasione ma l'ha sbagliata, Lo Cicero, la calcia non forse perfetto, poi Michere molto bravo nella fase di raddoppio, fa tanto lavoro sporco qui il numero 11, che effettivamente è un esterno alto, però insomma il lavoro sporco lo fa, insomma in difesa ci ritorna. Questo sicuramente è una buona notizia per il tecnico, che può contare anche su degli esterni che effettivamente, esterni d'attacco, che comunque una mano dietro la danno. Aiello, Fauci, ultimo tocco e rosa, fucsia. Lo Cicero, Bosco, nel frattempo c'è un altro pallone che quasi entra in campo. Miceli la controlla benissimo, poi cerca Micre di prima, era bella questa idea, però forse un po' troppo profonda, era giusta sicuramente l'idea, meno un po' chiaramente la realizzazione. Nel frattempo Pizzo, che non è stato ancora chiamato in causa, il portierone della TF, ma anche lungo. Fauci, bella palla ancora per l'inserimento del solito Spina, di testa puntuale Presti Giacomo, che riesce a tamponare un po', ma forse non a prendere il pallone. Adesso va anche il raddoppio con Bonafede, si lotta tanto su quella fascia, palla che sguscia via, la controlla così come viene Delisi e poi Liguri. Bella palla qui su Miceli, che può avanzare, si deve prendere questo campo, si è fermato un po' con lo Cicero e Rimini che lo stavano pressando, ha cercato una palla centrale, però molto molto bene qui la chiusura difensiva. Fauci, Spina va centrale, lo Cicero la controlla, sempre molto elegante, palla questa volta non precisissima in realtà sui piedi del compagno, poi anticipo di Vitellaro molto bravo qui. Bonafede, palla profonda, Aiello capisce il rimbalzo, molto bravo, poi vede questa palla illuminante per Bosco che la può prendere in tentativo di rigore, Bosco ancora, Bosco, good eye, poi di testa, il facile tap-in da parte di Fauci che la sblocca e fa 1-0, si lamentano tanto, pallone fuori gioco, ma per il direttore di gara non c'è nulla, vantaggio TF. Allora, sicuramente bravissimo Bosco a fare l'aggancio, bravissimo Bosco a fare il dribbling, bravissimo Fauci a fare gol, a rimanere in porta con questo colpo di testa, però secondo me la giocata è di Aiello, che fa ancora prima del rilancio della palla illuminante dato a Bosco, che sicuramente è una palla bellissima, però io voglio sottolineare l'intelligenza e la bravura di Aiello, perché su quel pallone dato da Liguri verso Duro, lui ha capito in anticipo il rimbalzo del pallone
e lo ha controllato in maniera perfetta, eludendo anche la marcatura. Insomma, molto molto bravo. E poi Pizzo va sul pallone. Testa, salta Fauci. Stavolta fa lui l'assist verso Bosco. Viene chiuso poi da Armanno, che in realtà regala soltanto la palla verso Rimini, che la controlla, sale bene qui su quella fascia, poi tenta il traversone, Gudà non perfetto, Fauci ancora Gudà. Palla che rimbalza, testa da parte di Aiello, la controlla Mercurio. Poi in due, bravissimi qui a rubare il pallone, la caparbietà, e poi Mercurio ancora una volta, questa volta se la va a prendere lui questa palla. Duro. E poi Aiello. Si lamenta un po' per il calcio popolare, voleva forse un calcio di punizione qui, forse voleva il calcio di punizione, ma non è stato dato. È rimasto giù però, ragazzo, si tratta di Duro, se non abbiamo visto male. E poi si può finalmente tornare a giocare, minuto 13 di gioco. Cerca questa palla di salvo, non è riuscito però, Duro lotta sempre con Aiello, uno scontro che abbiamo visto già da diversi minuti. Miceli ruba il pallone ancora una volta molto bene, poi di prima cerca di salvo questa palla con l'addome, lo Cicero chiude tutto, adesso allarga verso Spina, tende la sua posizione da parte di Sutera che arriva, ma lui va verso l'interno, poi cambia campo con Duro che cerca anche di sporcare questa palla e ci riesce pure. Rimini verticale ancora, Bosco sempre troppo solo, Bosco cerca di calciare, palla arriva ancora verso Fauci e poi la paratissima di Gudà. Forse qui allora si lamentano un po' i sostenitori del Palermo Calcio Popolare, si chiedeva un fuorigioco sulla posizione di Fauci, effettivamente sembrava un po' oltre, però insomma non ci sono guardalinee, c'è soltanto l'arbitro, non è facile comunque. Si va con le mani, poi protegge Armanno con Spina che riesce a rubare il pallone, palla che riesce comunque a passare, poi mette dentro Bosco la cicca, poi Rimini che non può calciare, Mercurio con il tacco, viene chiuso però da Liguri che ne esce anche bene qui, con il petto la controlla Duro, poi arriva invece puntualissimo ancora un super Aiello che cerca pure la porta con il destro, palla che viene sporcata, Fauci lotta con Presti, Giacomo da terra, c'è da allontanare come può Mercurio, lo Cicero allarga, Rimini ancora, traversone con il mancino, Gudda in due tempi. Tempo, si è fatto male Presti Giacomo. Minuto 16 di gioco praticamente, adesso la TF chiaramente restituirà il pallone al Palermo Calcio Popolare con infatti Bosco che fa proprio questo. Poi calcio da fuori Rimini ancora e Gudà blocca, molto bravo a bloccare i palloni Gudà, riesce sempre a provare questo fondamentale, non tutti i portieri lo fanno, bisogna anche dire la verità, molti portieri spesso tendono a respingere, Gudà invece vuole bloccare il pallone, questa sicuramente
è una buonissima qualità che fa bene a realizzare. Intanto Aiello, Rimini la tocca, Miceli scambia con Duro, va sempre a contatto con tutti quanti. Presti Giacomo, controlla e poi spazza a cercare la velocità di Di Salvo, ma viene chiuso anzitempo dalla difesa e poi Pizzo arriva sul pallone. Palla lunga, testa, tocca a Fauci, poi Presti Giacomo. Minuto 17 di gioco, risultato di 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportissimi, ma siamo sicuri che ci seguite fin dal primissimo istante della partita. Gara molto divertente. Rimessa con le mani, Miceli cerca l'anticipo ma sbaglia, in questo caso Rimini, palla lunga, cercare Micre, di testa deve invece puntuale su Tera, poi Aiello non riesce questa volta a fare la stessa giocata di prima, ovvero mettere giù una palla e creare un'occasione proprio davanti alla panchina. Miceli va giù, si continua, non c'è nulla. Ancora Miceli se la va a riprendere questa palla su Rimini, poi cerca la sventagliata lunga di petto, anzi Vitelaro, poi Mercurio, Rimini ancora va dietro per Aiello che cerca di allontanare questa sfera. Liguri, ma Mercurio cerca di aprire le gambe per arpiare questa palla, ma non ci riesce, chiude tutto invece Vitelaro in anticipo. Fauci, scontro con Miceli ancora una volta, Lo Cicero e poi sempre Miceli, molto bravo. Va giù nel frattempo Duro, veramente è andato giù tantissime volte in questa mattinata. La controlla ancora una volta Miceli, lotta con Rimini e poi quasi lotta greco-romana tra i due. Forse qui un fallo l'avrei fischiato in realtà. Miceli ancora si è rialzato nel frattempo, alza la testa, vuole un pallone lungo, chiude invece Buttadauro senza troppi problemi e poi chiede una pressione molto alta da parte dell'ATF, il tecnico. Aiello di testa nel frattempo sporca questa palla e va direttamente fuori, insomma si chiede di attaccare le seconde palle, insomma un qualcosa che è molto famoso nel calcio giovanile ma anche nel calcio dilettantistico, si attaccano tanto le seconde palle, in realtà anche nel calcio professionistico sono veramente fondamentali le seconde palle. Nel tempo Sutera potrebbe prendere questa palla, effettivamente ci riesce. Lo Cicero, Mercurio, Spina mette giù questa palla, la controlla bene, va sul mancino, poi cerca con il destro invece la soluzione più semplice, ovvero Lo Cicero. Mercurio si gira benissimo, palla subito per cercare Fauci, poi libera la velocità di Sutera che credo non ci arrivi, invece no, perché riesce a crossare la palla. Si lamentano un po' in realtà i ragazzi di casa, si dice che la palla fosse già fuori, da qui purtroppo non riusciamo a dare contezza. Ricordiamo c'è quella palma insomma che ostruisce particolarmente la visione su quel versante del campo. Cerchiamo un po' di vedere il possibile, non è facile. Nel tempo spunta anche il sole. Miceli si gira bene, cerca la solita giocata lunga, forse dovrebbe secondo me controllare un po' più il pallone e portarlo avanti perché ha le qualità per poterlo fare. Buttadauro direttamente da Bosco che fa bene in contro e infatti qui fa la giocata giusta perché allarga il gioco dalle parti di Spina. Mercurio alza la testa, Bosco che a differenza di Miceli che cerca subito il lancio prova un po' più a giocarla questa palla, poi cerca anche la forse con la punta addirittura. Mercurio mette giù la palla, Lo Cicero, Buttadauro, poi la palla lunga a cercare Spina che cerca effettivamente, riesce pure a controllarla, ma poi Micre è molto molto bravo
a rubare palla. Si sta vedendo tanto in fase difensiva Micre con diversi recuperi lampo, però forse non sta attaccando molto. Un attaccante comunque ok, è un bene che difenda, però deve anche attaccare. Tanto va giù Rimini, doppio, triplo fallo. E poi Gudda si lamenta un po', dice che l'arbitro fischia quando viene suggerito, diciamo, dalla squadra ospite. In questo caso però credo che ci fossero almeno 2 o 3 falli su Rimini che è andato giù. Liscia Fauci, Presti Giacomo, va lungo, poi Vitellaro senza nemmeno aspettare che il pallone rimbalzasse, lo colpisce e basta. Sutera, il bravo Micre, per una volta a non permettere di impostare il gioco a Sutera, sempre molto utile questo tipo di fondamentale. Nel frattempo la palla va fuori ed è rimessa con le mani. Mica di prima, si sposta anche l'arbitro, la palla stava arrivando su di lui. Liguri viene messo controtempo, infatti capisce tutto in anticipo Rimini che cerca un pallone dalle parti di Bosco, Miceli duro, va incontro, l'aggancia, poi la recupera ancora da parte di Rimini, molto bravo, la palla si è fermata, quindi su quella fascia è un po' difficile giocare. Nel frattempo bella palla questa volta lunga da parte di Miceli per la velocità, ancora una volta di Salvo, ma viene un po' spintonato in maniera regolare, chiaramente un po' con le spallate per cercare di non fargli prendere questo pallone, effettivamente non ci arriva. E poi Pizzo va lunghissimo, Pizzo che ancora non ha fatto nemmeno una parata, che è un po' in difficoltà perché la palla gli era rimasta sotto. Buona fede, allora, un po' complicata, Bosco capisce tutto, fa subito impressione anche su Marino che aveva cercato quantomeno di rubargli il pallone. Qui bravissimo Marino perché si mette davanti col fisico e Bosco non lo riesce a saltare. Miceli, palla sempre su di lui, ennesima palla lunga, forse un po' troppe queste palle lunghe da parte di Miceli che ha qualità, si vede, ha un bel tocco, però tenta sempre questa giocata, questa sventagliata lunga. Secondo me invece dovrebbe portarla un po' avanti questa palla perché lui ha le qualità per poterlo fare. I suoi compagni si affidano quasi totalmente a lui nella costruzione delle giocate perché effettivamente è abbastanza evidente come i palloni quando vengono usciti dalla difesa insomma vadano sempre in direzione del 10. Spina fa un gran bel lavoro qua in mezzo a 3, la difende ma la perde pure la palla, poi forse si spinterà un po' con Delisi e fallo di Delisi. Poi Bonafede sempre in vantaggio con Sutera, bravissimo quel capitano, difende bene, poi ennesimo lancio ancora una volta a cercare la velocità di Micre, insegue la palla, si è anche fermata con Vitellaro, fa una gran chiusura nonostante la difficoltà del campo, è stato veramente bravissimo. Presti Giacomo ottimo invece in fase di anticipo, lotta con Rimini, un po' si trattiene, si continua, poi lungo Armanno 2 volte, 3 volte, contrasto, insomma una battaglia questa partita. Il dribbling da parte di Bonafede che la controlla ancora, insomma i ragazzi dell'ATF hanno giocato anche al campo dello Monaco, quindi insomma è vero che quest'anno giocano al velodromo, vengono da un campo come lo Monaco, quindi insomma sono abituati a questi campi. Nel frattempo forse si è fatto un po' male Bonafede, credo, perché è un po' claudicante il capitano. Il calcio di punizione con i Miceli che l'abbiamo visto più volte tentare il lancio, quindi la giocata lunga. Questa volta io lo vorrei vedere pure calciare verso la porta perché sembra avere quel tipo di conclusioni lì. Vediamo se farà uno schema o se invece calcerà, guarda la panchina, forse è uno schema però. Nel frattempo Bonafede sta andando verso la panchina, cioè aspettare un poco. Sì, perché si è fatto forse un po' male all'altezza, credo della caviglia, se non ricordo male. Infatti inizia ad aumentare il vento e forse Miceli dovrebbe anche approfittarne
perché una conclusione così con il vento potrebbe essere un problema gigantesco per Pizzo. Vediamo se calcerà, se invece cercherà uno schema, un cross in mezzo. Nel frattempo Bonafede è ritornato in campo dopo questa piccola interruzione di circa 30 secondi. Miceli è sul punto di battuta, conta i passi, guarda la porta, Miceli cerca il tiro, viene murato però, poi cerca nuovamente la conclusione, ma non è delle migliori. Con il dribbling non gli riesce. Ha provato a calciare aggirando la barriera, ma non è andata come sperava il 10. E adesso Bonafede con le mani si muove, Micre fa un bel movimento, poi viene un po' fermato da Sutera, si rischia di andare pienamente nell'acqua, quasi come se fosse una piscina. Poi Micre così la tocca Mercurio. Bonafede bravissimo qui a rubare il pallone, tempo e tutte cose. Cerca un pallone sulla destra, ma viene fermato. Miceli ancora con il contrasto vuole calciare, lo Cicero invece è di altro avviso. Poi Rimini, Bosco la controlla sempre in maniera magnifica, ma Marino gli ruba il tempo. Lo Cicero nuovamente quasi come se fosse un ping pong, la riporta in avanti, poi di testa 2 volte, poi la testa di Prestigiacomo, testa anche di Delisi, e poi Marino mette una pezza e poi non ci arriva a prendere questa palla. Miceli, poi lo Cicero, si alza il pallone, ma rimane lì e poi rimessa con le mani. Minuto 28, mancano 12 minuti alla fine del primo tempo. Chiaramente c'è ancora tutta la seconda frazione, c'è veramente tanto da giocare. Intanto Aiello, palla come sempre lunga, cerca la velocità di Fauci, nel vantaggio nettamente Prestigiacomo, però si ferma il pallone, quindi Fauci quasi gliela va pure a rubare. Nel frattempo c'è un fischio, però forse per parlare con la panchina di casa, qualche protesta. Allora, se non ho capito male, sembra che l'allenatore si stia lamentando più che altro per una spinta, credo, quella ai danni di Micre. Perché dico questo? Perché nel modo di lamentarsi ha segnalato, insomma, col braccio quella posizione lì, quindi insomma, credo fosse per quel motivo. Questa è un po' la disamina che sto pensando. Ottimo qui la chiusura dalla parte di Sutera, e poi lo Cicero verticale immediatamente con Fauci, la controlla, poi cerca il taglio di Bosco, nuovamente Gudda però. E poi Miceli si gira molto bene con la suola, quasi come se fosse un giocatore di futsal. Dalla controlla di Salvo arriva Vitellaro, poi c'è Sutera in anticipo in contrasto con Delisi, e poi Pizzo la svirgola abbastanza vistosamente. Nel frattempo si lamenta un po' anche il tecnico del Palermo Calciopoli, dice: dobbiamo segnare, dobbiamo fare questo gol, vorrei che la sua squadra forse si riversi un po' in zona di attacco. Effettivamente sta un po' soffrendo tanto nel frattempo si chiedeva un calcio punizione, ancora una volta l'arbitro fa giocare un arbitraggio un po' all'inglese. Miceli lotta con Rimini, palla che va dietro da Marino, poi con l'addome anche un po' fortunato Rimini, Miceli non lo vuole fare passare, la rimessa è verde. Miceli, Rimini, se qui poteva starci il fallo, credo, infatti è rimasto pure a terra. Gutta Tauro si autolancia, viene fermato da Miceli che è completamente sporco, perché l'acqua è andato completamente in una pozzanghera.
Bosco la controlla con l'addome, la smorza un po', una palla complicata, lo Cicero, anche lui fa la stessa cosa, poi Armanno riesce a chiudere lo spazio, poi la palla con un rimpallo finisce tra i piedi di Micre, esterno immediatamente da Di Salvo, si ferma con anzi Delissi che in mezzo a due se ne va anche molto molto bene, poi si lamenta un po', forse voleva qualche movimento dei compagni che non è arrivato, Miceli, tallonato ancora da Rimini, poi Gutta Dauro, adesso sta salendo un po' in cattedra il centrale e poi qui lo tiene, non c'è nulla ma qui lo ha tenuto nettamente con Bosco che era anche andato giù. Purtroppo quando poi non si finiscono questi falli si rischia che è infatti quello che stavamo proprio dicendo adesso, una piccola scaramuccia tra Bosco che si prende il giallo e Liguri credo che il giallo sia anche no, soltanto a Bosco. Secondo me in questi casi bisogna ammonire entrambi, non soltanto uno dei due, è giusto dare la stessa sanzione ad entrambi secondo me, però era un po' quello che stavamo dicendo, quasi abbiamo predetto effettivamente quello che è stato il futuro 30 secondi avanti, perché dicevamo se non fischi questi falli che erano abbastanza netti poi finisce che i ragazzi si scontrano, insomma è inevitabile, commentiamo partite da diversi anni, conosciamo bene il calcio giovanile ma non solo, anche quello dei un po' di più grandi, succede sempre così. Poi fortunatamente tutto rientrato con Bosco e Liguri che si sono dati il batticinque, perché chiaramente tutto poi rimane all'interno del campo, però insomma inizialmente allo scontro ci sono andati, se avesse fischiato prima probabilmente non sarebbe successo tutto questo. Aiello intanto lotta con Duro, su quella fascia la palla sembrava essere fuori da qui, l'è rimessa verde, dunque continua ad attaccare di minuti al minuto 34, mancano 6 minuti, probabilmente un minuto di recupero credo che ci sarà, vedremo, non ci sono state molte interruzioni ma qualcosina sì, non più di un minuto al momento, poi la classica regola dei telecronisti, quando dico una cosa vengono subito smentiti oppure accade praticamente all'istante successivo come in precedenza. Nel frattempo lotta di Salvo, Aiello tutti d'accordo con una palla però complicata verso Pizzo che l'allontana come può, Liguri arriva in contatto con Bosco, una volta il 10 arpiona la palla e salta anche Miceli, poi va giù ma si rialza immediatamente come un guerriero, poi Rimini lo aiuta, la controlla, lo porta fuori, insomma Palermo Calciopolo è una squadra veramente tanto quadrata, comunque una squadra a cui piace lottare e si vede in questa partita. Fauci alza la testa, vede lo scatto da parte di Spina, fermato da Micre che ancora una volta, lo dicevamo anche prima, nel gioco difensivo veramente tanto bravo, perché nonostante sia un esterno di attacco il lavoro difensivo non lo disdegna, anzi cross dentro, Rimini, spallata di Miceli, poi arriva anche Duro, no Cicero, se ne allunga un po' troppo, effettivamente regala la rimessa al Palermo Calcio Popolare che può ripartire senza troppe problematiche. Palla che si impenna, poi Marino mette una pezza gigantesca. E poi fischio. C'è qualche protesta. Con tutte le che sta discutendo. Poi c'è un giallo. Minuto 36, mancano 4 minuti, non ci aspettiamo, dicevamo un recupero cospicuo, forse un minuto, giusto per queste interruzioni, quindi questa attuale, poi forse quella di prima, anche il momento in cui Bonafede si è curato mettendo un po' di ghiaccio, spray sulla caviglia, insomma,
A parte quelle, poi il gol c'è stato chiaramente, ma nulla di più. Poi Vitellaro cerca quasi la porta con Negudà che la ammira con gli occhi, dicendo: questa palla io sicuramente non la vado a prendere, la prendo dopo, ovvero per la rimessa dal fondo. Infatti il portiere fa proprio così. Ha fatto anche una bella parata nel corso dei primi minuti della partita su quella palla verticale verso Fauci. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo. Poi secondo me una parata che forse non sembra un po' banale, ma secondo me non lo è affatto. È stato secondo me molto molto bravo, perché sul tiro di Spina che stava terminando nettamente fuori, la palla si è fermata tutto d'un tratto in una pozzanghera, lui si è gettato sul pallone e ha rubato il tempo e soprattutto ha rubato un facile tap-in a Rimini, che probabilmente avrebbe spedito in porta senza alcun problema il pallone. Invece è stato molto molto bravo. Nel frattempo allontana Vitellaro, e poi va giù, c'è fallo nettamente su Duro. Poi cenno di intesa con Rimini. Nel frattempo anche Gudà che dà qualche consiglio ai compagni, forse sì, sta dicendo a Prestigiacomo di salire in area di rigore, lui che effettivamente ha anche un'altezza importante, potrebbe essere una discriminante positiva. Sul pallone Vanmicelli, si prendono tutti quanti una marcatura, battuta lunga, cerca di allungare con il tacco un po' come viene Di Salvo, che poi liscia il pallone, scontro, palla che si impenna nettamente fuori, forse anche fuori dal campo. No, non è fuori dal campo, fuori dal terreno di gioco questo sicuramente, non fuori dal campo. Mancano 1 minuto e 30, 90 secondi, poi conosceremo l'entità del recupero, ipotizziamo un po' il solito gioco che facciamo noi. 1 minuto però, forse potrebbe anche non starci nulla, perché sì, ci sono state qualche interruzione, ma interruzioni veramente molto molto blande, quindi sicuramente non più di 1 minuto, questo mi sento di poterlo dire con sicurezza. Poi vedremo tutto di gara chiaramente. È lui che deve dirlo, è lui che riterrà opportuno o meno far recuperare qualcosa. Aiello intanto, poi Duro, mezzo a due, Aiello ancora, ne esce vittorioso, non perfetto qui il rinvio da parte del primo calcio polare con Liguri, che adesso invece va a contatto con lo Cicero. Poi Prestigiacomo, Liguri mezzo a due, maglie rosa con Mercurio che fa una bella giocata qui perché taglia in dura difesa. Spina rientra sul mancino anche sulla pressione di Micre, poi allarga il gioco lo Cicero, bella giocata, potrebbe anche calciare da fuori. Non c'è stata una deviazione, invece sì, deviazione, e credo che con questa azione possa terminare anche la prima frazione, quando siamo al minuto 39 e 40 secondi, qualcosa di più in realtà, 50 secondi. Dentro, allontana la difesa, fischietto in bocca da parte di di gara, forse aspetta il rilancio di Bonafede, vediamo. No, si continua a giocare, quindi credo che non ha dato sicuramente il cenno del recupero, ma sta facendo giocare. La palla finisce su Spina, si ferma però e Bonafede allontana come può. Di Salvo la controlla, va in mezzo a due, poi si ferma ancora una volta, molto sfortunato oggi con questi palloni che si fermano quasi sempre. Spina verticale verso Fauci che rientra, calcia col mancino e buca Gudà e fa 0-2 proprio verso la fine del primo tempo. Non è perfetto qui il portiere, il rimbalzo lo ha fregato e arriva il gol dello 0-2 ancora una volta con Fauci. 41 di gioco proprio allo scadere del primo tempo. Dagli spalti suggeriscono di fischiare infatti per andare all'intervallo, e così è. Dopo 41 minuti di gioco si va all'intervallo, voi rimanete sempre qui perché solo qui
in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! Con il cuore rivolto a Niscemi per il disastro della scorsa settimana, ma con gli occhi e con la testa al campo per il secondo match consecutivo tra le mura amiche del Blu Colleri, il Castrum Favara affronta la Vibonese per dare l'assalto ad una vittoria che manca da troppo tempo, e infatti inizia forte la squadra di Infantino con questa giocata di tripicchio che converge e calcia. C'è la parata da parte di Marano in calcio d'angolo, poi dal corner che ne segue la palla spiove in mezzo e c'è il solito Nacho Varela col colpo di testa che bacia la faccia interna della traversa e poi entra in rete per l'1-0. Torna a segnare in casa il capitano del Castrum Favara che sblocca il risultato e fa esplodere i tifosi presenti al Bruscoleri. È un buonissimo Castrum Favara quello che approccia la partita. Qui ancora opportunità per Nacho Varela che sibila con il suo destro incrociato vicino al palo difeso da Marano. Poi azione convulsa all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara, riesce a risolvere in qualche modo Ferrante con l'intervento, poi attacca dall'altra parte Balla con la fuga sulla destra, lo scarico per Azzara che cerca la conclusione, palla che scende davvero di pochissimo sopra la traversa per l'ex giocatore del Messina. Continua ad attaccare il Castrum Favara che incrocia benissimo qui con il mancino di Demin per il 2-0 della formazione allenata da Infantino. Esulta, esplode anche il numero 5 in maglia bianca che cercava da tanto tempo la soddisfazione personale. Torna ad attaccare la Vibonese con questo tentativo sui sviluppi di palla inattiva. Ci ha provato Brunetti con la palla che è sempre nata sopra la traversa, poi azione sulla sinistra di Piazza che innesca l'avanzata di Eccegoyen, conclusione di Varela che si alza sopra la traversa, si dispera il capitano del Castrum Favara che poi qui si deve difendere su questa iniziativa sulla destra da parte della Vibonese. La palla arriva ad Azzara che non riesce a controllare la direzione e la forza del suo tiro. Castrum Favara che è bravo in più di un'occasione a recuperare palla sull'uscita dal basso da parte della Vibonese. Qui il tentativo da parte di Schembari con la palla che finisce fuori, poi il tentativo dall'altra parte da parte della Vibonese con Sassanelli e poi conclusione che viene parata dall'estremo difensore di Silvestro. Calcio di punizione ancora per Tripicchio con la palla che scende soltanto dopo aver impattato con la traversa e dunque ad un passo addirittura dal terzo gol il Favara, ma all'improvviso la giocata sulla destra e il gol di Antonio Carnevale per il 2-1 accorcia le distanze prima dell'intervallo. La squadra allenata da mister capo di casa che dunque va all'intervallo sotto di un gol, poi alla ripresa delle ostilità ci prova Piazza con questo esterno destro respinto da Marano. Dall'altra parte torna a farsi vivo il team calabrese con questa palla che arriva in mezzo, la girata di Sasanelli bloccata da Di Silvestro. Azione da corner corto per Eccegoyen per il Castrum Favara, pallone che arriva in aria poi viene allontanato in qualche modo dalla difesa calabrese, altro colpo di testa di Balla a mettere fuori e poi conclusione dalla distanza con la palla che si perde al di là dello specchio della porta della squadra rossoblu. Poi Piazza palleggia al limite, tocco per Varela che la fa scendere per poi calciarla bene leggermente sopra la traversa, non molla però con Koulibaly e la Vibonese, pallone che arriva in mezzo, poi il controllo e la girata con il salvataggio sul tentativo da parte di Di Gilio e questa l'ultima occasione della partita. Torna a vincere e lo fa in maniera pesante ed importante il Castrum Favara che si assicura 3 punti contro la Vibonese ma resta per il momento al penultimo posto della classifica di Serie D Girone I. Da Sportisir è tutto, alla prossima! Sfida da urlo al Dino Liotta di Licata tra la capolista del girone A di eccellenza siciliana, il Partinica Audace di mister Giannusa, che a suon di vittorie anche risicate sta risalendo la china e ora minaccia anche il secondo posto. Ma la partita, molto tesa, molto spezzettata, con tante interruzioni e poche emozioni, si accende solo nella seconda metà del primo tempo. Qui la giocata di Brugnone che mette in mezzo l'anticipo di Pippo Raimondi su Vincenzo Manfrè. I due sono stati anche compagni di squadra in passato, mentre dall'altra parte Angelo Caronia prova a far girare il suo destro. La punizione viene deviata in calcio d'angolo pochi minuti dopo, sempre da palla inattiva ci prova la formazione ospite, questa volta è mistretta, mancino debole, bloccato senza grossi problemi da Federico Valenti. Pochi minuti dopo altro piazzato per il Partinico Audace, questa volta cerca la soluzione di potenza al centro della porta Caronia,
Valenti però si fa trovare pronto, cerca di reagire, cerca di rispondere in Licata con questa palla lunga e la sfera che arriva a Merola, conclusione mancina dal limite bloccata da Peppe Polizzi. Si passa con le immagini al secondo tempo, sempre con Merola che questa volta diventa assistman, cerca il golasso alla Crespo Manfrè, gli viene respinta la suolata, poi si tuffa a corpo morto Martignetti sul tentativo di Palmisano. Dall'altra parte sempre calcio d'angolo con la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa di Merola che non trova lo specchio della porta dall'interno dell'area piccola, entra Minacori, cerca subito di mettersi in ritmo, sponda di Manfrè, Merola con la conclusione respinta ancora. Don Pippo Raimondi esaltante nella marcatura insieme al suo collega di reparto Martignetti, poi il calcio d'angolo, la palla che rimane lì dopo il tocco da parte di Calaiò, blocca senza grossi problemi Polizzi, sempre a sinistra, attacca Licata in questo frangente con questa iniziativa di Merola che diventa un tiro bloccato ancora dall'estremo difensore partinicese, ancora sull'automancino, la palla messa in mezzo alla ricerca di Manfrè, l'anticipo del solito Martignetti, poi succede questo, liscio di Calaiò che stende poi il suo avversario lanciato in ripartenza. Il direttore di gara non ha dubbi, rosso per il capitano del Licata che deve giocare il resto della partita in inferiorità numerica, ma da quel che si vede in campo neanche sembrerebbe. Qui la giocata al limite dell'area di Manfrè che cerca di pulire il pallone per Tommy Flores che la piazza col mancino, il volo sotto l'incrocio di Peppe Polizzi a mettere in calcio d'angolo, poi è sempre l'argentino che mette in mezzo da questo corner, è pettinato, entrato proprio per mettere una pezza alla mancanza di Calaiò in difesa, a sfiorare il gol. Dall'altra parte l'uscita avventata di Valenti, la palla che rimane lì e ci pensa proprio l'ex Canicattì a salvare sulla linea, poi Palmisano con il cross, secondo palo, l'anticipo per il tentativo della rovesciata e colpo di testa da parte di Micchi, subentrato a Manfrè, palla che sorvola la traversa, insiste nonostante l'uomo in meno la squadra di Bonfatto che attacca sempre a sinistra, qui il cross di Tedesco sul secondo palo, prova a rimetterla Palmisano, un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta, infine il calcio d'angolo di Tommy Flores allontanato dalla difesa del Partinica Audace che riesce a strappare lo 0-0 a Licata che si salva nonostante l'inferiorità numerica. Da Sportisiri è tutto, alla prossima! Arriva però Lucera che strappa il pallone, Lucera si invola, l'uscita, poi arriva Muratore, Murato il suo tiro, Stassi, salvataggio, Muratore, tiro parato da Diouf, pallone allontanato dove c'è Antona, colpo di testa, poi l'intervento in qualche modo di Drago, colpo di testa verso Lucera, poi Stassi controlla e calcia, respinto il suo tiro, Barri, la palla incollata sempre al piede, ora Colley. Il cross, Muratore, Perricone, poi Lucera è sforbiciata in due tempi, Diouf la prende per evitare la rimessa, poi sbaglia, allora attenzione ad Ovusu ai 20 metri, la virata, poi il cambio gioco su Lucera, fronteggia Lucera, destro, la parata di Diouf a negare il gol, poi spazza la difesa dell'Atletico, punizione per l'Atletico, Pizzocero sulla palla, spiove verso l'area di testa Antona, poi conclusione che non scende a sufficienza per Scrozzo, palla in verticale, Lucera 20 metri, Lucera finta, Lucera allarga, Licata, anticipo, Licata, tiro respinto clamorosamente da Lindner, c'è il fischio per questa punizione, Colley dentro l'area, l'anticipo, poi controlla l'ultimo Licata che pensa al destro, palla che esce, Lucera, Stassi ha visto Colley, lo serve, Colley si è buttato dentro Lucera, la posizione è regolare, Lucera davanti a Diouf che gli sbarra la strada, poi ancora Lucera sul fondo, Lucera mette in mezzo, Diouf para anche questa, velocissimo Maranzano, è un 3 contro 3, Maranzano sceglie Messina, salta Muratore, Messina al limite, calcia De Miere, occhio alla ribattuta, York fuori gioco. La punizione per l'Atletico, pallone che spiove, attenzione York, da pochi passi la manda fuori, c'è la punizione per l'Atletico Partinico, Cannavo cerca la porta del Miere, male, è il gol di York che porta in vantaggio l'Atletico Partinico, ha segnato York, qui non benissimo De Miere, la punizione
prende la rincorsa, troppo alto. Palla verso l'area, Owusu prolunga pallone che rimane lì e per poco, un po' Lio, un po' Muratore e poi Perricone non creano i presupposti per il pareggio. Antona, palla sventata verso l'area, Lio in anticipo su Diouf, l'arbitro lascia giocare, poi calcio d'angolo per il Gemini. Per l'arbitro può passare così, ha vinto l'Atletico Partinico che spugna San Giovanni Gemini 1-0, gol di York decisivo. Siamo tornati nel secondo di questa bellissima sfida. Vediamo se c'è stato qualche cambio, perché abbiamo visto Brosio riscaldarsi attentamente. Dovrebbe forse entrare al posto di Gudà. Sicuramente in casa TF non dovrebbero esserci dei cambi. Con Brosio invece sì, e infatti confermo, sta entrando proprio Jonathan Brosio, che va tra i pali. Vediamo come si comporterà il numero 12 che subentra Gudà, che non ha fatto una brutta partita, però forse un po' macchiata in realtà dell'ultimo gol, il secondo che ha preso era sicuramente una partita super positiva, poi forse all'ultimo un po' macchiata. Tutto ok, i portieri sono d'accordo per iniziare immediatamente il secondo tempo. Inizia anche la seconda frazione di gioco. Subito questo pallone si presenta subito così e va immediatamente lunghissimo. Mercurio, Rimini, punta la difesa, poi palla in verticale, lo sarà comunque in anticipo. C'era però fuori gioco, in realtà non sono molto d'accordo perché sembrava essere partito prima, però insomma, come diciamo sempre, ci fidiamo degli arbitri. Marino, poi Micheli si va a prendere questo, anzi duro, si va a prendere questo pallone in mezzo a tre, poi Rimini si lotta tanto, è rimessa con le mani, fa scorrere il pallone Bosco, si ferma un po' su quella pozzanghera, poi Rimini finta ancora, cerca il destro, poi si appoggia, lo Cicero potrebbe calciare, cerca un passaggio anche lui ma non arriva. Micheli in anticipo, alza il pallone, l'anticipo di Buttadauro sempre molto bene, poi la calcio in realtà non è di migliori, lo aiuta il compagno, palla in verticale, Fauci si gira in mezzo a due, forse in maniera irregolare viene fermato, io credo che l'avrei dato questo calcio di punizione.
poi Miceli, sempre con un gran lavoro, viene tallonato da Sutera. Si gioca però, l'arbitro non fischia e fa giocare tanto oggi. Sutera mette una pezza, poi Mercurio, palla che viene allontanata, e poi Vitellaro molto bravo. Marino, poi in anticipo Guttadauro che ha fatto una buona prima frazione di gioco. Duro, se vuole andare in mezzo a due ci riesce pure, ma poi si deve accontentare della rimessa laterale. Rimessa con le mani, dunque, ancora una volta si cerca di attaccare da quelle parti. Rimini alza, prende velocità, prova a sprintare, Fauci con il tacco, un po' sfortunato perché la palla va dietro, ma riesce comunque a seguire il compagno. Fauci ancora dopo il passaggio del compagno, con Spina che l'aveva servito, la palla si è un po' fermata, quindi Fauci la può riconquistare. Sutera centralmente, ancora Fauci, rientra e va sul mancino, si appoggia dallo Cicero, palla che rimane sempre lì, poi si lotta ancora una volta con Armanno che mette una pezza, poi Liguri, adesso Micre. Vitellaro cerca di spazzare più lontano possibile, si Giacomo calcola i rimbalzi e si accontenta di una rimessa dal fondo con Broso. Mette il pallone giù Broso, adesso andrà con uno dei suoi rinvii molto lunghi. Il vento non l'aiuta però, Rimini mette giù la palla, cerca anche la porta, blocca senza problemi il portiere. Facendo anche i compagni di salire, adesso i rinvii possono essere importanti perché il vento sta aumentando drasticamente nel corso degli ultimi minuti. Vediamo se anche in campo si noterà. Nel frattempo questi Giacomo anticipa tutti, prende il pallone ma si complica tanto la vita con Bosco che va giù, non c'è nulla, si continua. Lotta anche con Spina, Presti Giacomo che si è complicato tanto la vita, secondo me poteva anche lasciare il pallone a Broso che effettivamente gli aveva urlato di prenderla lui. E infatti poi Presti Giacomo alza le mani come a dire scusatemi. Buona partita comunque da parte di Presti Giacomo. Fabroso, testa Marino, poi lo Cicero con il piattone, va incontro Bosco, allarga tutto dalle parti di Spina che potrebbe puntare adesso la difesa, poi scambia 1-2 con stesso Bosco, poi si complica anche lui la vita, ma la palla non ne termina fuori. Sutera, poi Bosco tallonato in mezzo a due, questa volta Miceli bravissimo a rubargli il pallone, adesso parte il break da parte del calcio popolare che cerca di autolanciarsi, viene chiuso saggiamente da Vitellaro ma è soltanto un passaggio in realtà verso Delisi, poi la palla si è anche un po' arrabbiato, duro, e capisco effettivamente il motivo, stava arrivando su quel pallone ma il campo ha deciso di fermarlo. Guttadauro, palla che passa, buona fede, 45 di gioco, ancora 35. Liguri non aggancia Delisi, aggancia però Duro che cerca di dialogare col compagno, ma Iello è un osso durissimo oggi, tra i migliori in campo sicuramente. Marino, palla lunga a cercare sempre lo scatto di Duro, ma ancora una volta Iello capisce tutto in anticipo, veramente gran partita per lui. Bosco la controlla, mezzo a due, non ne riesce a passare. Liguri alla meglio nel contrasto, poi Delisi sinistro cerca Michele, la controlla, potrebbe calciare, è fermato all'ultimo dalla diagonale difensiva di Sutera e si prende anche i complimenti da parte di Pizzo. Sarà quindi calcio d'angolo per il Palermo Calcio Popolare, che va sul secondo palo, cercano tutti, poi conclusione Pizzo e la palla entra pure in porta. Il gol viene realizzato da Armanno che esulta con i compagni.
E poi devono prendere il pallone. Gran bel gol da parte di Armando. Insomma, Pizzo ha fatto una parata superlativa, però poi forse credo il vento non abbia aiutato, perché quella palla poi è entrata. Ricordava molto la partita di ieri del Palermo contro l'Entella, per chi chiaramente l'ha seguita, dove sul tiro di Ranocchia la parata di Colombi e poi la palla dopo la parata è entrata comunque in porta. Anche lì probabilmente il vento, ma forse anche un po' il lavoro da parte di Rosanero, per caso, per infastidire il porta. Intanto Rimini col pallonetto traversa e la palla esce fuori, poteva subito fare il tris. La TF non c'è riuscita. Che bella partita. Continuiamo e torniamo a quello che stavamo dicendo un po'. Sembrava la parata di Pizzo di poco fa nel gol del Palermo Calcio Popolare, sembrava poi così proprio quello successo ieri con il Palermo, ovvero la parata di Colombi sul tiro di Ranocchi e poi la palla che comunque è entrata lo stesso. Situazione analoga con qualche ora di differenza. Spina, la palla non esce, poi Bonafede si lotta tanto su quella fascia. Quasi sembra che ai ragazzi piaccia lottare dove c'è l'acqua, insomma. Mercurio, forse un po' in ombra oggi il capitano, ci aspettavamo forse una partita migliore da parte sua. Guttadauro riesce a risolvere dopo un piccolo errore tecnico. Bella palla qui da parte di Rimini per Bosco che si autolancia, potrebbe anche calciare, esce Broso, calcia Broso! Perfetto qui, nell'1 contro 1, chiude le gambe giù in maniera corretta e salva tutto. Bella partita. Nel frattempo continua a esserci il sole, che sicuramente è meglio della pioggia. Quindi calcio d'angolo. Va in mezzo, in testa, arriva Fauci e poi Broso. Va lungo, però non c'è nessuno. Aiello la tocca, la smorza, un po' come viene questa palla, poi Bosco la controlla. Perfetto invece il lavoro di Liguri. Poi Micre lascia lì a Miceli che fa sempre la solita giocata, salta il primo, poi cerca una palla lunga, viene fermato, il campo non lo aiuta, Guttadauro ancora, ennesima finta, Vitellaro calcola il rimbalzo, forse non perfetto, perché comunque da allontanare la TF, si arrabbia un po' invece Pizzo dalla porta e dice ragazzi non rischiate troppo. Rimini alza il pallone, gran giocata ancora sull'out di sinistra, Rimini vuole rientrare, bravissimo invece a non permetterglielo Armando, autore del gol dell'1-2, un gran bel gol. Sarà ancora calcio d'angolo, il secondo nel giro di pochi minuti. C'è Bonafede sul primo palo ad aiutare Broso. E poi va Miceli incontro, allontana come può, la palla rimane lì con Mercurio. Palla troppo alta, non accenna nemmeno la parata Broso, sa che questa palla non si prende. Sono pronti dei cambi in casa TF. Delisi lotta, Guttadauro che adesso questa seconda frazione sta veramente salendo in cattedra, gran partita. Buono anche il primo tempo, ma forse il secondo pure meglio Guttadauro. Adesso Bonafede ci un il suo rilancio, poi Bosco la controlla ma solo per un istante, va incontro la palla duro, lotta sempre con tutti, lo Cicero ruba il pallone, adesso serve Rimini che può calciare da fuori col mancino, però blocca senza alcun problema. Nel tempo sono pronti i cambi, forse 2 addirittura per la TF e 1 invece sicuramente per il Palermo Calcio Popolare con... Però il gioco è fermo, attenzione, perché non ci eravamo accorti che Liguri, tutto ok adesso, fortunatamente, con Broso che può andare lunghissimo, non la prende di salvo, la prende invece lo Cicero, palla che si alza
si lotta, la controlla, poi va giù invece Rimini, ma non c'è nulla, cerca di rubare il pallone ma non riesce. Delisi di prima, molto bene, il controllo Miceli, gran palla questa per la velocità da parte di Duro che la controlla, questa volta il campo lo aiuta, in realtà si ferma un po' la palla, infatti si fatica tanto con Di Salvo, palla che finisce ancora sui piedi comunque del compagno che cerca di calciare, viene fermato, palla dietro, potrebbe farlo invece Delisi, finta, ne salta uno, Aiello fermato e poi la palla va su Rimini che vuole allungare il campo con Bosco che prende questa palla, Bosco salta l'uomo, benissimo Bosco, poi palla in verticale meravigliosa per Foci che potrebbe calciare nel campo, non lo aiuta perché frena la palla, poi ancora calcia col mancino e Mura Presti Giacomo, poi ancora Fauci, gran dribbling, non c'è nulla. Rimini ancora la tocca, l'arpiona, poi con il taccolo Cicero cerca di prendere questo pallone, ma in mezzo a tre è veramente complicata, infatti non ci riesce. Forse Rimini si fa male, ma si continua ancora per il diritto di gara, non c'è nulla. Miceli cerca di avanzare ancora una volta, poi va a terra, sempre si continua, insomma arbitraggio decisamente all'inglese, forse anche di più, forse anche un po' troppo però. Marino, poi di ritorno nuovamente sul lato di destra, Marino cerca una spendetta lunga, Gutta Dauro bravissimo a non farsi mettere in difficoltà da questi palloni, poi nuovamente Bosco la controlla col petto, cerca di sgusciare via come sempre Bosco, lotta in maniera diciamo importante con Armanno, la palla rimane lì, e lì sì, voleva il fallo ma non c'è nulla, lo Cicero, cambio tutto il gioco con Spina sulla posizione di Sutera che ha attaccato poco in realtà sul lato di destra, potrebbe anche trovare un cross, viene fermato ed è calcio d'angolo. E poi potrebbero arrivare prestissimo dei cambi, forse immediatamente. Adesso vediamo chi entra, ma anche chi esce chiaramente. Entreranno sicuramente Accardi per il Palermo Calcio Popolare, secondo cambio, posto di Micre. Dall'altro lato invece ha Bagnato sicuramente con la 15 che si è girato, quindi vediamo anche il numero. Adesso cerchiamo di capire, però forse sono congelati un attimo, solo Accardi per ora, perché credo sarà calcio d'angolo, infatti è così. Cross dentro, palla che passa, Accardi la smorza, poi conclusione col mancino! E dove l'ha messa? Incredibile! Il gol meraviglioso da parte di Spina che esulta con la panchina, però non può fare veramente nulla. L'ha messa sotto l'incrocio, gol impressionante! 1-3. E poi arrivano i cambi, chissà che non esca proprio lui. Cambio congelato, gol. Vediamo, il calcio molto spesso è così. Vediamo se effettivamente sarà in questo modo, ma intanto il gol è veramente meraviglioso e infatti esce proprio lui. L'avevamo preso, ormai il calcio lo conosciamo, lo commentiamo da tanti anni. E infatti esce proprio lui, ovvero Spina, entra Randazzo. E poi ha Bagnato al posto di un ottimo Fauci, autore di ben 2 reti. Insomma, è la classica regola del calcio. Devi uscire, non esci, fai un'azione in più, fai gol, esci. Classico, matematico oserei dire. Insomma, fortunatamente un po' di esperienza ce la siamo fatti in questi anni. Non è una cosa che capita poche volte, anzi, molto più spesso di quanto possiate credere. Intanto si ritorna in campo, 1-3 risultato in favore della TF dopo il gol di Armanno, molto bello anche il suo. La velocità di Aiello che prende bene campo, poi cerca il taglio di Bosco, una idea sicuramente correttissima, ma Brosso capisce tutto in anticipo, poteva fare chiaramente nulla Brosso su quel tiro,
l'ha messa sotto l'incrocio, imprendibile veramente per chiunque. Bosco riceve il pallone, lo accarezza ancora, vuole calciare invece in scivolata praticamente Rimini, che ormai non si vede più nemmeno il suo numero, lo riconosciamo dalle scarpe chiaramente. Anche Bagnato cerca di entrare in battaglia e poi va giù. Miceli si continua per il dietro di gara, poi conclusione da fuori, Murata e poi lo Cicero ancora una volta, c'è un po' di confusione, sta in mezzo al campo, l'arbitro tocca il pallone e viene fermato il gioco. Poi è rimasto giù Presti Giacomo, forse dei crampi credo. Si torna in campo. Rimini, Bosco, ma controlla, palleggia pure, riesce a far levare il pallone comunque dalle parti di Randazzo, che però viene fregato dalla velocità di Bonafede, che concede comunque la rimessa laterale. Bosco si gira in mezzo a due, viene fermato però da un super Armanno molto bravo qui. Poi Bonafede allontana come può. No, Cicero poi cerca anche a Bagnato di prendere questo pallone. E poi calcio di punizione per il primo calcio pallone che può avanzare adesso. Va Miceli a battere, ma credo che andrà a lungo probabilmente. Nel frattempo si riscalda Martorana. L'ho visto qua sotto. Anche perché adesso è Migre a fare il guardalinee. Forse un cambio tra un po'. Nel frattempo Randazzo vince il mismatch. Bella palla qui per la velocità di Bosco. Brosso arriva in anticipo, poi quasi si complica la vita e allontana Presti Giacomo come può. Purtroppo con questo campo, in queste condizioni, insomma, qualsiasi uscita è veramente tanto complicata. In un campo in erba probabilmente sarebbe uscito benissimo, però col pallone tra i piedi, ma la palla si è fermata, insomma, non è facile così. Sarà quindi rimessa laterale nel frattempo. Si continua ad attaccare, minuto 60 di gioco, mancano 20 minuti, siamo a metà. La seconda frazione, la controlla, poi calcia verso la porta. Rimini, poi un rimpallo, favorisce Bosco. Va bene ancora il lavoro invece difensivo da parte di Marino, che non sta attaccando molto, però insomma fase di difesa abbastanza importante la sua gara. Colpo di testa da allontanare, cicca un po' duro, poi Aiello, rimpallo, favorisce ancora una volta Bosco, no, nemmeno questa volta. Insomma, forse qualche fischio in più dovrebbe secondo me esserci. Presti Giacomo, poi mette una pezza a Vitellaro, favorisce tutto perché c'è il controllo di Randazzo, la aggancia, poi calcia col mancino, palla anche qui sfortunato perché va incontro al campo. Palla ancora lunga, la
controlla così come viene. Delisi lo fa anche molto bene, va giù Mercurio, si continua, non c'è nulla, si è aggrappato anzi lui su Delisi, poi verticalità da parte del giocatore, non trova però nessuno dei compagni, lo Cicero, Aiello, gran partita, gran palla qui per Bosco, che la può anche prendere con Presti, Giacomo, palla spostata fuori. Broso a battere la rimessa dal fondo, sicuramente andrà a lungo come sempre, infatti è proprio questo, la controlla da Lisi in maniera molto molto pulita, poi palla immediatamente da Accardi, ancora non ha toccato tanti palloni, ha bagnato. Tempo Miceli, ne esce vittorioso lui, la porta lui verso quella zona del campo, vuole un dribbling di troppo, viene fermato. Poi ancora una volta Accardi anticipa, Accardi con Pizzo! E la palla va fuori, non di molto, però ci ha creduto fino all'ultimo Accardi, molto molto bravo a seguire l'azione. E poi la paratissima del portiere della TF Pizzo. Quindi calcio d'angolo, il terzo per il Pemmo Calcio Popolare che va sul primo palo, viene fermato, palla che rimane lì, Rimini non la tocca, c'è Liguri quasi da pivot praticamente per citare il mondo del futsal, ricordiamo, sportisti della casa anche del futsal con ben due squadre, Mistral in Serie B e Palermo Futsal Club in Serie C1. Si tornerà, ricordiamo intanto qui Bonafede con Rimini che va giù. Effettivamente qui non è fallo, secondo me è pensato uno scontro, è pensato chiaramente andato giù in maniera violenta, però comunque effettivamente Bonafede è stato sul pallone. Dicevamo, parlavamo di futsal, vi ricordiamo mercoledì la sfida alle ore 20:45, quasi Serie A praticamente, tra Palermo Futsal Club e Merlo Calcio 5, sfida salvezza, con due squadre al momento quota 18 e 14 rispettivamente, invischiate decisamente all'interno della zona playout. Nel frattempo cambi per la TF con l'inserimento da parte di Damiata al posto di Sutera, non cambia nulla dal punto di vista tattico, e poi esce anche Guttadauro, gran partita dentro Mantioni. Poi c'è forse anche qualche cambio per il Palermo Calcio Popolare, sì, che credo esca Prestigia, no, allora il cambio è congelato. In realtà Prestigiacomo è uscito, sì, quindi è uscito proprio Prestigiacomo, allora non avevamo capito male. Chi entra? Entra proprio Martorana. Allora, sicuramente Bonafede fa il centrale adesso, con Accardi che invece fa il terzino sinistro. L'abbiamo visto invece poco fa attaccare, anche con un'ottima qualità. Adesso viene un po' arretrato però. Liguri sbaglia il tocco. Palla che si ferma nel frattempo, poi arriva anche l'anticipo di Rimini, si sta ancora su quel lato, e Vitellaro mette una pezza ma diventa un assist per Randazzo che però viene chiuso da Broso, che fa come sempre in lungo, 66 di gioco, palla che rimbalza dalle parti di Mercurio, poi lo Cicero cerca di servire i compagni ma non trova però nessuna maglia fucsia. In questo momento poi Bagnato si va a riparare da Miceli, comunque gran partita da parte sua, e poi il primo pallone toccato da parte di Damiata, ha Bagnato, questa volta vince il mismatch, bella palla per Randazzo, la controlla, vuole un assist
per i compagni era giusta l'idea, chiaramente correttissima, forse non è aiutata dal vento e non aiutata dal campo, però l'idea era sicuramente corretta. Lo Cicero mette giù questa palla, poi Mercurio, Bosco deve puntare, rientra anche con un pizzico di fortuna, questa volta nel primo rimpallo, ma poi supera invece Marino a non farsi fregare nell'1 contro 1, poi invece lo scontro tra Duro e Aiello, ma Mantioni, viene vinto da Mantioni, anche perché Aiello è uscito dal campo. Bosco si va dietro, Di Salvo corre per prendere questo pallone ma non riesce. Vitellaro, Lo Cicero, la calma di Lo Cicero è incredibile. Rimini ha una maglia praticamente arancione più che fucsia, tutte le volte che andato giù. Nel frattempo Broso allontana senza badare allo stile, ma fa bene così in questo campo. Chiaramente fare anche una giocata così è difficile, a volte è meglio non rischiare. Si perde un pallone, è vero, no, nel frattempo Aiello non è uscito, semplicemente cambiato posizione, perché Mantioni fa sicuramente terzio sinistro e credo che Aiello sia stato spostato a centrocampo. No, in realtà sta facendo il terzio sinistro come sempre. Mantioni fa il centrale, era semplicemente un cambio di posizione per quell'azione probabilmente. Intanto Randazzo continua, si ferma, sterzata, fa bene il suo lavoro da pivot, rientra sul mancino, potrebbe anche calciare, vediamo, Randazzo lo prova, prende in pieno però Liguri e poi Randazzo ancora la controlla col tacco, addirittura una magia per liberare Abbagnato che vince il mismatch con Bonafede, poi si accontenta di un calcio d'angolo, però insomma Randazzo quando fa quelle giocate lì è veramente tanto importante. È stato molto bravo anche perché ha capito con il pallone sulla pozzanghera bisognava sicuramente mettere tanta più forza rispetto a quella che invece avrebbe messo normalmente in un campo in erba, e infatti l'ha scelta. Mette dentro sul primo palo, allontana la difesa, poi spazza. Quindi ancora una volta rimessa dal fondo, minuto 69, mancano 11 minuti, poi conosceremo finalmente anche il verdetto di questo match. Ricordiamo categoria Under 16, allievi regionali, Palermo Calcio Popolare e TF Club, risultato di 1-3. Lo Cicero, bel movimento qui. Poi Mercurio, Lo Cicero ancora, si perdono però il pallone. Viene tutto risolto dal Palermo Calcio Popolare con Liguri, adesso Deli si sbatte su Abbagnato, poi si va praticamente sull'acqua e chiude invece molto bene a Cardi e non c'è nulla ancora. Di Salvo controlla il pallone, lo allontana Miceli, Mantioni forse non perfetto nell'aggancio ma riesce comunque a spazzare la palla lontana. Cardi di testa ancora, Miceli lascia lì a Liguri che guarda i compagni, alza lo sguardo, scivola invece Delisi, un po' sfortunato. Nel frattempo poi palla verticale meravigliosa verso Bosco, per la palla da parte di Aiello. Bosco, il pallone si ferma un po', rallenta, ma Bosco saggiamente è partito da Aiello che fa un aggancio meraviglioso, ancora Aiello calcia! Broso ha fatto un aggancio spettacolare Aiello qui, perché con il mancino l'ha toccata delicatamente, è un aggancio a seguire meraviglioso che forse manco in categorie più alte le fanno queste cose. Veramente un giocatore incredibile. Aiello lo metto al momento tra i migliori in campo, forse il migliore in campo, anche se Fauci ha fatto insomma doppietta, non sarà d'accordo e probabilmente nemmeno Spina per il gran gol, però insomma Aiello ha fatto una gran gara, sicuramente sono i 3 migliori in campo della partita. Randazzo chiude Marino, prima volta, la seconda non va bene, poi Bosco può calciare sul primo palo, Broso va benissimo giù, doveva forse cercare il palo lontano in questo caso. Nel frattempo è pronto un cambio sicuramente, sì, perché entrerà Russo, entra Russo al posto di Marino. Ha fatto una gran gara comunque Marino,
sicuramente meglio nel secondo tempo piuttosto che nella prima frazione. Non ha attaccato tanto, non ha spinto molto, però insomma in fase difensiva ha dato il suo apporto anche abbastanza importante. Nel frattempo cambio, quindi dentro Russo, fuori appunto Marino, e dentro c'è anche un cambio per l'ATF. Vediamo se forse dopo il calcio d'angolo. No, adesso credo che esca Rimini, che tra l'altro stava pure battendo il calcio d'angolo, però si fa una gran corsa per andare al cambio. Gran partita anche da parte sua. Vediamo chi entra. Al minuto 72 di gioco entra Sabella. Calcio d'angolo, cercare Mantioni di testa che impatta ma non inquadra. Tempo la voce di Bonafede. Poi il controllo a seguire da parte ancora di Duro, che comunque non molla veramente mai. Sabella forse un po' l'aveva tenuto. Duro ancora, Aiello a rubare l'ennesimo per la sua partita. Gran palla, sempre verso Randazzo. Esce Brosso, si ferma il pallone. Randazzo! Con un tocco morbidissimo, fa 1-4. The Poker ETF, gran gol per Randazzo che entra alla panchina, fa gol. L'assist chi lo fa? Aiello, insomma. L'avevamo detto, tra i migliori in campo, ha fatto una gran partita. Ma tempo forse è pronto un altro cambio, dietro 2 cambi. Allora sicuramente uscirà Pizzo, perché vediamo Casamento. Dentro quindi Casamento per Pizzo. Poi fuori anche Miceli per Nigro. Questo è il cambio. E poi fuori anche Aiello. Super positiva. Dentro Abate, insomma. Adesso guardando le distinte sono entrati tutti, anche i panchinari, insomma anche i ragazzi che sono partiti da fuori. Mancano gli ultimi 5 più recupero. Questa è la parte di Abbagnato, va a girarsi Nigro, fa subito la lotta con tutti. Questo è sicuramente l'atteggiamento che il tecnico vuole vedere quando si entra alla panchina, e Nigro qui lo ha incarnato anche abbastanza bene. Nel tempo mi sa che i ragazzi vanno subito a farsi la doccia, che con il tempo così, insomma, rimanere sudati con questo vento non è sicuramente una delle soluzioni migliori. Infatti vanno subito nello spogliatoio. Non tutti in realtà, qualcuno è rimasto per aspettare il tipice fischio. Nel frattempo Di Salvo si gira, palla che rimane poi per Liguri con la suola, ancora Di Salvo cerca di trovare uno spiraglio che non c'è. Sabella si appoggia, lo Cicero, sempre molto bene Mercurio, c'è lo scatto di Bosco, lo potrebbe servire, lo fa infatti adesso. Lo rincorrono gli avversari in particolar modo, ce l'ha fronteggiare a parte di Accardi. Attenzione, Abate non è pulitissimo. Liguri, Sabella guarda la porta, va sul mancino, poteva provarlo ancora, un'altra finta. Sabella fa tutto solo, poi si appoggia Mercurio, tacco illuminante, Bosco può calciare, ma sul mancino Bosco non accenna la parata Broso, e dunque arriva il gol anche per il numero 10. 1-5.
non è andato sul destro, ha scelto il mancino Bosco, ha fatto anche la scelta corretta perché effettivamente ha trovato l'angolo più lontano. Nel frattempo credo che sia andato un po' di terra sugli occhi, credo. Mancano 3 minuti e vediamo se ci sarà un cospicuo recupero o se forse il direttore di gara magari anche per il risultato potrà forse fischiare dando un recupero un po' più ridotto. Randazzo verticale verso Bosco, Liguri si mette davanti col fisico, non vuole farsi sbattere il pallone di sopra, effettivamente ci riesce pure. Di Salvo va incontro con la sportellate con tutti, soprattutto con Damiata, di rimessa con le mani rapidamente battuta. Bosco controlla, verticalizza verso Randazzo, dice che non ha intenzione di gestire la partita ma vuole attaccarla e mordere fino all'80°. Poi palla direttamente in panchina. Messa con le mani che viene veduta rapidamente da Russo. Va al centro, Di Salvo con il tacco, poi cicca Vitellaro, primo errore della partita, e poi palla lunga a cercare Randazzo che può anche arrivarci, no, o meglio ci arriva però non ne riesce a servire nessuno dei compagni. Insomma, stiamo arrivando anche alla fine di questa partita. Manca 1 minuto e mezzo, poi ci sarà anche il recupero. Va Broso a battere. Accardi, intanto bene nel secondo tempo. Bosco ancora nasconde l'ennesima volta il pallone, poi si appoggia dietro lo Cicero. Palla lunga nuovamente per Randazzo, Brosso scivola, forse la tocca. Eh sì, la tocca proprio Brosso nel modo di cadere, un po' sfortunato qui il portiere perché effettivamente cross dentro, arriva, il pallone rimane lì, poi Bosco si chiede un calcio di rigore, non c'è nulla, poi prova anche Vitellaro a calciare verso le parti di Broso ma non ne trova la porta perché c'è una muraglia dentro, poi palla completamente da tutt'altra parte, stavolta non si ferma. Sono 3 di recupero. Palla che si ferma ancora una volta. Bosco non molla mai, si gioca fino all'83°, quindi palla centrale, poi buona fede, allontana come può. Randazzo sempre da pivot, buon lavoro, anticipato poi all'ultimo lo Cicero, mette tutti d'accordo, forse ci sta un fischio, si continua, Randazzo ancora, va vicino all'incrocio. 81, mancano 2 minuti, ma ragazzi in campo non si stanno fermando veramente un momento. Lancio lunghissimo della difesa, cerca di controllare duro, non riesce, Abate bravo nell'anticipo. Delisi tallonato ancora una volta da Sabella, è entrato bene anche lui, poi lo Cicero verticale su Randazzo, non ci può arrivare, e la palla comunque da parte di lo Cicero, ma lunghissimo anche Casamento, infatti a dire ai compagni che questa palla sarebbe andata lunga.
poi Randazzo aiuta col fisico, va anche giù, non si prende il calcio di punizione perché fa continuare e poi cerca Damiata, la giocata solitaria, adesso si complica un po', rimane lì e poi calcio di rigore al minuto 82 di gioco. Adesso potrebbe essere l'ultima azione della partita, arriva anche giallo nel frattempo per Armanno, che sa di aver commesso fallo, infatti dice giustissimo. Adesso Broso contro lo stesso Damiata, si è preso questo calcio di rigore, giusto fare battere, si è procurato. Sistema il pallone Damiata, potrebbe fare l'1-6. Damiata contro Broso che salta per infastidirlo. Ed il calcio di rigore va Damiata che calcia! Centrale, va bene così, 1-6. Minuto 83, siamo già oltre anche il recupero, però insomma il gioco è stato fermo per almeno 40 secondi, quindi in teoria dovrebbe fare continuare altri 40 secondi, però e poi triplice fischio, finisce il match, vince la TF che sale a quota 24 punti e batte il Palermo Calcio Popolare con il